Da lunedì il Friuli Venezia Giulia entra in zona gialla, ok a bar e ristoranti, ma solo quelli con posti all'aperto, scuole superiori al 70% e coprifuoco alle 22, ma a Pordenone 200 bambini vanno in quarantena per la positività di una maestra. 18.000 lavoratori di 270 aziende, un hub vaccinale da 1.000 dosi al giorno allo Stadio Friuli, accordo tra Confindustria e sindacati regioni per le vaccinazioni in azienda in aiuto alla sanità pubblica. Celebrazioni anticipate in tutta la regione per la festa della liberazione, con il monito dell'ANPI a mantenere viva la memoria e lo spirito dei partigiani, ma a più di 70 anni dalla fine della guerra restano polemiche e divisioni. Il quartiere Aurora di Udine ospiterà il primo bosco urbano della regione, un'azienda privata piantumerà centinaia di piante per creare un polmone verde in città, scatta la ricerca di sostenitori e sponsor. Domenica contro il Benevento l'Udinese deve guadagnare 3 punti e chiudere un mese da incubo, rientra Capitan De Paul e Gotti potrebbe lanciare Braff dal primo minuto. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma il Friuli Venezia Giulia da lunedì entrerà in zona gialla. Potranno riaprire bar e ristoranti all'aperto, mentre al chiuso e con numeri limitati si potrà tornare in cinema e teatri. Solo con la firma del ministro della Salute Speranza ci sarà l'ufficialità, ma è ormai sostanzialmente certo che il Friuli Venezia Giulia da settimana prossima entrerà in zona gialla. Insieme alla nostra regione saranno gialle anche Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania e Molise. Da lunedì 15 si potrà tornare a spostare liberamente entro i confini regionali senza più la necessità di autocertificazione e lo stesso varrà per varcare i confini con altre regioni dello stesso colore. Per quelle arancioni o rosse sarà necessaria invece la cosiddetta certificazione verde. Ok anche a bar e ristoranti, anche se solo per quelli che possono vantare posti all'aperto. Tornerà in sala al pubblico di cinema, teatri, sale da concerto e live club, anche se con posti a sedere preassegnati e il distanziamento sempre garantito, con una capienza massima consentita del 50%. Sarà consentito all'aperto qualsiasi attività sportiva, mentre dal 15 maggio potranno riaprire le piscine e dal 1 giugno le palestre. Con la zona gialla si tornerà in classe alle superiori pur con differenze tra regione e regione. Il 100% della presenza ha scatenato le reazioni dei governatori e dei presidenti e così si è deciso di spostare il limite al 70% che potrebbe essere aumentato in casi e situazioni particolari. Niente da fare per lo spostamento del coprifuoco. Il governo ha deciso che per il momento resterà alle 22. E il trend di miglioramento della nostra regione, che fa segnare oggi l'indice RT più basso d'Italia, è certificato anche dal bollettino della pandemia emesso quotidianamente dalla Protezione Civile. Scendono ancora i ricoveri nelle terapie intensive, oggi con 40 posti letto occupati, mentre restano 119 pazienti accolti negli altri reparti. Su 5.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 109 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,10% e su 599 test rapidi, 15 i casi con un tasso del 2,50%, 10 le vittime nelle ultime 24 ore. 2 scuole materne a Roveredo e Zoppola sono state chiuse in seguito alla positività di una maestra collegata alle due realtà. In quarantena sono finite quasi 200 persone. Il contagio nelle scuole mette in scacco 2 materne nel Friuli occidentale. Si tratta dell'asilo comunale di Roveredo e della materna di Castions di Zoppola, le Margherite. Dopo il caso di positività di una maestra, collegata alle due realtà, sono finite in quarantena quasi 200 persone, 130 nella struttura di Roveredo e 65 in quella di Castions. Il provvedimento è stato adottato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale in accordo con le dirigenti scolastiche. A influire nella scelta anche il fatto che nelle scuole dell'infanzia i bimbi non usano la mascherina, per questo il protocollo è più restrittivo. Sono finiti così in isolamento personale e bambini che staranno a casa 14 giorni e poi si sottoporranno al tampone per poter rientrare in classe, mentre i familiari dei piccoli, essendo contatti indiretti, potranno continuare a spostarsi. Inizia a svuotarsi anche l'ospedale di San Daniele, che ora, dopo settimane di saturazione, ha 7 posti liberi tra quelli dedicati al Covid. Una volta esaurita l'emergenza, l'ospedale riapriranno anche le altre attività sanitarie.
Ospedale di San Daniele del Friuli ha avuto dei problemi, tra virgolette, di sporcizia, come li chiamiamo adesso, ma la situazione adesso qual è? Sì, la situazione del presidio ospedaliero di San Daniele al momento sul nucleo di 34 posti che ultimamente sono stati dedicati al Covid, alla presenza di 27 persone all'interno positive, quindi in questo momento si sta riducendo il numero dei positivi all'interno del nosocomio. Questo naturalmente ci dà buone speranze per il futuro. Non appena riusciremo naturalmente a liberare anche questi posti, cercheremo di riattivare tutte quante le attività che erano già presenti precedentemente al Covid, e quindi prima della trasformazione non di tutto l'ospedale, ma di una parte del presidio ospedaliero di San Daniele in Covid, e quindi riattiveremo tutte quelle attività che in qualche maniera erano state sospese. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio saranno lunedì in Friuli Venezia Giulia. Curcio e Figliuolo saranno a Palmanova e a Gemona del Friuli, dove sarà avviata l'attività di un centro di vaccinazione. All'incontro parteciperanno il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alla salute Riccardi. Il numero delle dosi disponibili e i flussi per tipi di vaccino, ha detto Riccardi, saranno tra gli argomenti all'ordine del giorno. Ed è stata presentata oggi a Palazzo Torriani la convenzione che porterà più di 18.000 lavoratori di oltre 270 aziende legate a Confindustria a fare il vaccino anti-Covid. Appena sarà disponibile, l'ente camerale metterà a disposizione un hub vaccinale capace di effettuare 1.000 vaccinazioni al giorno. Più di 18.000 adesioni da 270 aziende e un hub vaccinale capace di garantire 1.000 inoculazioni al giorno. Prende corpo l'iniziativa di Confindustria Udine per favorire le campagne vaccinali all'interno delle aziende, grazie al protocollo operativo redatto dall'ente insieme a Croce Rossa Italiana del Friuli Venezia Giulia, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro e sigle sindacali, oltre all'Udinese Calcio, perché l'hub vaccinale che Confindustria userà per le inoculazioni ai lavoratori sarà lo Stadio Friuli. Per noi è scontato che la persona è al centro, che la sua famiglia è al centro, che la sua qualità di vita, l'ambiente, la comunità in cui vive è qualcosa di fondamentale. E oggi c'è un unico vero obiettivo, che è quello di vaccinare il più alto numero di persone possibile nel minor tempo, ed è stato estremamente facile riuscire a trovare la solidarietà della Croce Rossa, degli infermieri, degli medici del lavoro. Ancora la gente non ci crede che verranno messi a disposizione i vaccini alle aziende. Io, come ho detto almeno 2 volte in conferenza stampa, non ho nessuna certezza, ma sono fiduciosa. Un risultato nato dalla collaborazione tra pubblico e privato che aiuterà, commenta il vicepresidente Riccardo Riccardi, ad alleggerire dal peso dell'emergenza pandemica la sanità. Tutte le forze che si mettono insieme in questa battaglia sono utili, preziose, e poi c'è da dire che oltre al grande risultato, come vediamo, di un'adesione importante, questo accordo è stato un accordo che ha aperto la strada anche alle altre organizzazioni datoriali, quindi è chiaro che questo aiuta la sanità pubblica ad accelerare quel processo di vaccinazione che è già in campo con numeri importanti. Sui test salivari da usare nelle scuole stiamo mettendo a punto un'azione pilota che faremo sugli studenti. Ad annunciarlo oggi il vicepresidente della Regione e assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. I medici in pensione impegnati nelle vaccinazioni potranno essere retribuiti per le somministrazioni svolte senza per questo dover sospendere la pensione. La penalizzazione subita finora dai camici bianchi in quiescenza è stata corretta dal Ministro del Lavoro Orlando e all'Inps. A renderlo noto è la Presidente del gruppo PD alla Camera Deborah Serracchiani, per la quale è bene che si sia chiarito questo punto dolente, perché ha detto abbiamo bisogno di tutte le forze disponibili. L'avanzare della campagna vaccinale non spegne però le polemiche sulla scelta del governo di mantenere il coprifuoco alle 22. È irrazionale, commenta il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Credo che il governo ci ripenserà.
Se si decide di negoziare ad un tavolo tra Stato e Regione alcune regole, queste poi devono essere rispettate. Se invece si fa semplicemente una riunione consultiva e poi si cambiano le regole 24 ore dopo, si genera caos e confusione. Da un lato quella del coprifuoco, che è una regola secondo me irrazionale già in principio, contraddittoria, perché se si può mangiare in totale sicurezza a mezzogiorno o alle 6 non si capisce perché non lo si possa fare anche dopo le 22, e credo che il governo su questo farà presto retromarcia, ma dovrà concordarlo prima con le regioni. Sul trasporto pubblico ancora peggio, perché anche noi come enti locali e quindi come azionisti di società di trasporto pubblico avevamo già sistemato il tutto, il parco corriere, gli autisti, riprendendo mezzi aggiuntivi, autisti aggiuntivi per partire col 60% in presenza. Il 70% adesso significa ovviamente dover lavorare in extremis in questo fine settimana per garantire il servizio. A Grado c'è fermento in vista dell'ormai imminente stagione estiva, le prenotazioni stanno arrivando, ma gli operatori chiedono regole e protocolli simili a quelli del 2020. Nel frattempo, spiega il vice sindaco Matteo Polo, il comune sta estendendo l'occupazione di suolo pubblico per i locali. C'è un cauto ottimismo, le prenotazioni stanno andando, stanno fluendo. C'è anche però una certa preoccupazione. Quello che ieri i comuni del G20 delle spiagge sono andati a chiedere al ministro Garavaglia è stato proprio di avere delle regole certe e che siano il più possibile simili a quelle dello scorso anno. Lo scorso anno quelle regole ci hanno consentito di lavorare anche in sicurezza. Parlo per Grado, noi l'altro anno non abbiamo ravvisato nessun caso di contagio. Chiediamo misure certe di poter lavorare, di poter fare la stagione estiva, perché persa la stagione estiva per le località di mare resta ben poco. Noi come amministrazione stiamo mettendo in campo anche alcune misure a sostegno delle attività economiche, una in particolare rivolta proprio alle attività di ristorazione ai bar, per poter consentire l'estensione delle occupazioni di suolo pubblico in modo da garantire una maggior capacità di accogliere appunto i turisti nel settore della ristorazione. Preoccupazioni al mare ma anche alla montagna, la ristorazione solo all'aperto complica la vita dell'attività di montagna, che chiedono regole applicabili per poter ripartire al più presto. Siamo andati a Tarvisio dall'albergatore Diego Bellotto. Il tarvisiano, in particolare la zona nostra, è fondamentale per noi fare subito la vaccinazione il più presto possibile, appena arrivano i vaccini. Io confido al più presto di farlo e di poter fare una stagione garantita per i nostri collaboratori, i nostri clienti, e riuscire almeno a salvarci con l'estate, perché ricordo che noi della montagna abbiamo perso la seconda stagione consecutiva. Ora il fatto di aprire i ristoranti in questa maniera ci penalizza ancora una volta, perché comunque il cliente vorrebbe anche venire, ma come fa a stare all'aperto? Da noi insomma facilmente raggiungiamo ancora il sotto zero di notte, quindi di sera fa freddo e non è che uno può andare al ristorante con la coperta, col giubbotto, col fungo o con altri meccanismi di riscaldamento per mangiare all'esterno. Tutta la montagna, in questo caso friulana, è molto arrabbiata. Ecco, l'impressione è che chi scrive le regole ancora una volta non abbia idea di che cosa significa fare il nostro lavoro. Il miglior aiuto che adesso le aziende possono ricevere è quello di poter lavorare. Siamo alla cronaca, ha passato la notte con alcuni cittadini stranieri, una ragazza di 16 anni residente in provincia di Udine, questa mattina è stata trovata con 8 adulti pakistani e un tunisino in un immobile storico di Udine occupato abusivamente e disseminato di immondizie e sporcizie. C'era anche una ragazza di 16 anni, italiana, residente in provincia di Udine, nel gruppo di persone che sono state identificate questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine, in un vecchio stabile storico del capoluogo friulano, dove hanno fatto accesso oggi gli agenti insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza e ai colleghi della squadra volante. 9 le persone che sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile, a eccezione della minorenne che è stata
affidata ai genitori si tratta di cittadini stranieri di nazionalità pakistana e tunisina regolari sul territorio nazionale di età compresa tra i 20 e i 32 anni. Vivevano sommersi nell'immondizia in pessime condizioni igienico-sanitarie. Un 42enne pakistano ha perso la vita oggi ad Aviano dopo uno scontro frontale con un camion. L'uomo, che secondo i primi rilevi ha invaso la corsia opposta, è deceduto sul colpo. L'autista dell'autocarro, un pordenonese rimasto illeso, potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Mohammed Nawaz, cittadino pakistano di 42 anni, che alla guida di una Mazda 3 si è scontrato frontalmente con un autocarro. L'incidente, nel quale l'uomo ha perso la vita sul colpo, è accaduto questa mattina ad Aviano attorno alle 10:20 sulla strada provinciale 7, nei pressi dello svincolo che conduce alla base USAF. L'autocarro di una ditta avianese, guidato da un italiano residente a Pordenone rimasto illeso, secondo i rilievi eseguiti dai carabinieri della locale stazione, si è trovato improvvisamente di fronte alla vettura proveniente da Pordenone che ha invaso la corsia. Lo scontro è stato tremendo, tanto che il camion ha trascinato la Mazda per una trentina di metri, spezzando la vita del pakistano. L'uomo è fratello del titolare di una kebaberia ad Aviano. In corso di valutazione le cause che hanno portato all'impatto. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, che hanno raccolto la testimonianza del conducente del camion e acquisito i telefoni cellulari dei coinvolti, e agli operatori del 118 anche i vigili del fuoco, che hanno estratto la vittima dalle lamiere e messo in sicurezza la strada. La salma è stata ricomposta all'obitorio del Santa Maria degli Angeli di Pordenone a disposizione del PM Maria Grazia Zaina. Il conducente dell'autocarro ora potrebbe essere indagato per omicidio stradale, ma come atto dovuto. In fuga da 13 anni, rapinatore arrestato mentre si spostava dalla Romania in Spagna, fermato a Trieste a un controllo su un bus diretto da Romania in Spagna. Era riuscito a far perdere le proprie tracce per oltre un decennio, ma una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia Carabinieri d'Auresina lo ha individuato mentre viaggiava su un autobus di linea dalla Romania in Spagna. Si tratta di un cittadino romeno di 34 anni che nel 2007 alla stazione ferroviaria di Roma Termini con alcuni complici aveva strattonato sino a farlo cadere a terra un turista giapponese per poi rapinarlo della macchina fotografica e del borsello. Siamo alla pagina politica. Oggi in Consiglio regionale si è parlato di Recovery Fund, sono intervenuti in videocollegamento il ministro Stefano Patuanelli e tutti i parlamentari eletti in regione. Oltre 380 milioni di euro per il porto di Trieste e tutta la filiera logistica della regione. Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli ha confermato l'impegno del governo nella valorizzazione della regione, ma sono tanti gli spunti arrivati dagli eletti in FVG, in Parlamento e all'Europarlamento. Dal riutilizzo delle servitù militari abbandonate e riconvertite in aree verdi, campus giovanili e appartamenti agevolati per i giovani, promossa dalla senatrice del PD Tatiana Roiz, a investimenti importanti su welfare e montagna per Aurelia Bubisutti della Lega, passando ad una riorganizzazione della sanità per Roberto Novelli di Forza Italia. Lunedì il lavoro del Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, voluto dal Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, arriverà a un documento auspicabilmente unitario da portare al Premier Mario Draghi. Il tavolo sta lavorando su obiettivi di lungo respiro, che sono quelli proprio di un recupero economico-sociale, così come avvenne dopo il terremoto e dopo il primo dopoguerra. E questi si devono necessariamente essere indirizzati verso il problema demografico, quindi la capacità di implementare, oltre che le nascite, la capacità di attrazione della nostra regione, il benessere dei nostri concittadini come aumento di prodotto interno lordo, ma anche come qualità della vita e giustizia sociale, e la riattivazione dell'ascensore sociale, cioè la possibilità che i nostri figli abbiano condizioni e possibilità migliori di noi. Barbara Zilli ha sottolineato come il momento sia straordinario e ha richiesto sforzi importanti. La regione, ha sottolineato, è pronta a ripartire con cantieri e con proposte progettuali condivise per gettare le basi di un futuro nuovo. Le opposizioni del Consiglio regionale hanno chiesto unite l'istituzione di una commissione speciale sulla gestione dell'emergenza sanitaria in Friuli Venezia Giulia. La volontà è fare chiarezza rispetto alla situazione di sofferenza registrata nel sistema sanitario regionale, come spiegato dal primo firmatario della mozione, il capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti. Le difficoltà vissute e gli appelli di medici e operatori impongono un maggiore approfondimento da parte del Consiglio regionale. La commissione non dovrà fare né processi né inquisizioni, conclude l'esponente DEM, ma conoscere per contribuire al meglio alla ripartenza di tutto il sistema.
La Giunta regionale ha varato oggi l'ampliamento della platea dei beneficiari del quarto bando ristori da 7 milioni di euro. Il provvedimento abbraccia ora anche il commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestra, solarium e centri estetici, sala giochi e biliardo, produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, pubbliche relazioni e comunicazione, gli imprenditori agricoli che gestiscono frasche. Abbiamo ribadito la volontà di comprendere quanti più imprenditori e partita IVA ma che maggiormente hanno risentito della crisi, ha detto l'assessore Sergio Mediobini. Le domande vanno inoltrate dalle 9 del 29 aprile fino alle 18 del 10 maggio. E dopo oltre 14 anni, oggi a Mestre è stata trovata l'intesa per il rinnovo dell'accordo aziendale integrativo per tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux ed Electrolux Professional. L'intesa prevede tra l'altro l'aumento del premio di risultato di 700 euro in 4 anni, l'aumento dell'anticipo mensile da 78 a 120 euro e il consolidamento occupazionale di circa 110 lavoratori a termine, di cui 30 per Porcia. L'accordo entrerà in vigore dopo l'approvazione tramite referendum da parte dei lavoratori. Soddisfazione è stata espressa dai sindacati FIM, FIOM e WILM e dall'azienda. E i lavoratori della ZML di Maniago, azienda del gruppo Cividale in difficoltà economica con 505 dipendenti, hanno accettato la bozza di accordo con la proprietà. Il referendum con elevata adesione ha visto il 75% dei lavoratori favorevole e il 25% contrario. Nella sostanza l'accordo ora ufficiale prevede la cassa integrazione straordinaria che partirà dal 1° luglio a rotazione, nessun licenziamento e posizionamenti in altre realtà del gruppo. Per i 60 esuberi individuati sono previsti incentivi all'uscita dai 14 ai 30.000 euro, un risultato arrivato grazie alle mediazioni di FIM, FIOM e WILM che hanno lavorato per mesi alla soluzione. La sezione ANPI Città di Udine si è incontrata oggi per la celebrazione della festa del 25 aprile con una deposizione di una corona ai caduti, alcuni dei quali giovanissimi. Per la Presidente le nuove generazioni sono fondamentali per il mantenimento della memoria. Un 25 aprile celebrato un po' in anticipo quest'anno anche per le disposizioni del Covid-19, con noi Gianfranco Della Negra, il consigliere comunale delegato per il comune di Udine per questa cerimonia. Questi ragazzi, perché si possono dire ragazzi, sono tutti ragazzi giovanissimi, hanno dato la loro vita per la libertà, per la patria e dovrebbero essere un esempio al giorno d'oggi per tanti ragazzi giovani che magari non riescono a vivere il sociale, a fare volontariato, a vivere nel loro quartiere per far migliorare un po' questa nostra nazione, eccetera, perché in realtà il futuro è loro e non è nostro. Non credo che i giovani abbiano perso l'orientamento, i giovani probabilmente hanno risentito molto più magari degli altri, degli adulti, della pandemia, però c'è tanto movimento fra i giovani e cercano anche di praticare la memoria attiva, senz'altro diversamente da come la possiamo pensare noi, perché loro credono nel bene comune, quindi come i ragazzi che abbiamo qui alle nostre spalle, perché credevano nel bene comune. Ancora divisioni per il 25 aprile. A Turiacco il sindaco toglie la cittadinanza onoraria a Mussolini 97 anni dopo il conferimento e si scatenano le polemiche, il tutto nel corso della trasmissione Screenshot in onda questa sera alle 19:45. Vediamo un breve estratto della puntata. Una storia è quella di Turiacco. Il 26 aprile, se non sbaglio, verrà tolta la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Nel 16 maggio del 24 il Consiglio Comunale di Turiacco conferirono la cittadinanza onoraria al capo del fascismo Mussolini. Avendo visto questa delibera abbiamo preso immediatamente un provvedimento. Se il sindaco si fosse trovato con una via intitolata al maresciallo Tito, che cosa avrebbe fatto? Sì o no, toglierebbe in caso anche a Tito? Allora, su Tito la situazione è molto più complessa. Sicuramente l'esercito di liberazione jugoslavo rispetto al nazismo ha rappresentato un esercito di liberazione anche in queste terre, perché ora di finirla di subire la retorica della destra da questo punto di vista. Avrei concluso il mio intervento di oggi considerato che il sindaco si pone tra le fila dei negazionisti rispetto ad esempio a quello che fecero, voglio dire, rispetto...
Certo, nemmeno per che so, quello che fece. ho anche detto che ci sono stati delle repressioni drammatiche dentro lo Stato jugoslavo e di cui Tito è anche responsabile, chiaramente. Ma di cosa sta parlando? Fermo restando che rimane parlando? una figura chiave della liberazione dai nazifascisti. Questa è una piccola anticipazione, poi vedrete l'intera trasmissione a partire dalle 19:45. Ed ora andiamo a Udine. Udine che diventa sempre più verde con l'arrivo di un nuovo bosco urbano. È il primo che sarà messo a dimora in Friuli Venezia Giulia negli spazi del quartiere Aurora. Crescerà a Udine per la prima volta in Friuli Venezia Giulia un bosco urbano nella zona del quartiere Aurora. È un bosco a Udine come è già stato fatto a Parma, c'è una società del SNAM che si chiama Arbolia che realizza questi boschi gratuitamente, non chiede niente all'amministrazione pubblica, chiede solo la disponibilità del terreno. Per 2 anni farà la manutenzione di questi boschi, la piantumazione quindi a carico di questa società privata che troverà degli sponsor. Noi abbiamo già fatto un accordo di programma con loro e quindi tra breve partiranno in pratica la ricerca di coloro che vogliono sponsorizzare questa iniziativa e verrà realizzato questo bosco che è di grandi dimensioni, perché non è solo la zona del Cassina Mauroner, ma anche qui a nord ci sono altri terreni di nostra proprietà che verranno interessati in pratica da questo bosco. Sono polmoni verde importanti per migliorare la qualità dell'aria e vanno incontro a quelle che sono le direttive dell'Unione Europea che chiede sempre più zone ambientalmente valide per contribuire a migliorare la qualità dell'aria. Chiudiamo il telegiornale con un servizio sul filo del ricordo. Esattamente 50 anni fa, il 23 aprile 1971, in seguito a una rivolta popolare, il Consiglio Comunale di Erto deliberò la scissione da Vajont. Dopo il disastro del 1963, infatti, la comunità si era spaccata tra chi voleva restare e chi preferiva andarsene. Solo dopo anni le popolazioni si sono riconciliate. Ascoltiamo la testimonianza di un testimone del tempo. Una vera rivolta popolare, dopo anni di proteste democratiche e petizioni, portò alla scissione definitiva tra Erto e Vajont. Accade tutto esattamente 50 anni fa, il 23 aprile del 1971. Il disastro del Vajont era alle spalle solo da qualche anno e la gente era fortemente divisa tra chi non voleva abbandonare la natia Erto e chi preferiva spostarsi a valle, attratto da vantaggi promessi dalle istituzioni. Quel 23 aprile di mezzo secolo fa, le persone accalcarono il prato di fronte al municipio durante un consiglio straordinario dal quale emerse la scissione, come ricorda Italo Filippin, allora capogruppo in opposizione. Le nostre azioni democratiche non portavano a nessuna decisione, decidemmo di fare una manifestazione violenta e allestimmo il blocco del municipio che era situato in quella villa là, la cosiddetta Villa Olga. Mettemmo dei cartelli significando la nostra protesta. E così la regione e la prefettura dovettero tener conto della sollevazione. Restò il comune di Erto, laddove era nato, e nacque il comune di Vajont, incastonato nel territorio di Maniago. Ma la divisione di allora, oggi, è stata superata. Le nostre due comunità a seguito si sono riunite, si sono riappacificate perché il comune di Erto e il comune di Vajont, la gente ha un legame di sangue, un legame alle origini, alle stesse origini. Siamo in chiusura, ma subito dopo l'appuntamento con Sport FVG in apertura si parlerà naturalmente della sfida dell'Udinese contro il Benevento. Domenica i bianconeri dovranno guadagnare 3 punti salvezza. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.